Rieccoci qui amici telespettatori, immancabile come sempre la rubrica dei cuori solitari. Questa sera vi voglio presentare un ragazzo che non è proprio un cuore solitario che va cercando un'anima gemella particolare. Lui praticamente si è presentato qui da noi per un semplice motivo. Intanto ve lo presento e il motivo ce lo facciamo spiegare direttamente da lui. Ciao. Ciao, sono Salvatore da Trapani. Salvatore da Trapani, quanti anni c'hai Salvatore? 31. 31. Tu praticamente mi hai contattato innanzitutto per dirmi che sei in cerca dell'anima gemella, giusto? Io gemella, sì. Poi mi hai contattato per un altro motivo. Sì, e volevo conoscere una ragazza, si chiama Maria. Maria. Tu praticamente diverso tempo fa mi hai spiegato che hai conosciuto per via televisiva nella mia trasmissione. Sei un amore, Esatto. questa ragazza. Hai conosciuto questa ragazza che si chiama Maria. Maria. Che ha 32 anni. 32 anni. Ed è di Trapani. Di Trapani, sì. L'hai vista ballare, non so, in un video, ti è piaciuta? Sì, sì, ho Ti ha visto fatto così, simpatia? era sì. E sei praticamente interessato Per conoscerla. per se conoscerla. si sta bene lei. Mi sembra che tu hai tentato pure di metterti in contatto con lei, solo che purtroppo la cosa non è andata. Non è andata male. È andata male perché magari lei non ha avuto fiducia. Non ha non avuto so. fiducia in Cristo, perché non aveva fiducia che questa ragazza, praticamente. Esatto. Quindi io ho fatto questo programma, mi sono presentato qua nel strano amore, per vedere come va. Cioè più che altro per incontrare Maria. Maria. E vedere se può nascere qualcosa. Se può nascere qualcosa. Intanto per vedere se lei E è d'accordo disposta. anche lei. Esatto. Sì. Esatto. Va bene Salvatore, abbiamo detto tu hai 31 anni 31 anni, e sì. sei di Trapani. Di Trapani. Esattamente di dove? Ti Paceco, provincia Di di Paceco. Ti Paceco. Allora Salvatore, per i telespettatori che ti stanno vedendo qui per la prima volta, perché giustamente è la prima volta che tu ti presenti qui, Sì, giusto? sì. Vuoi spiegare ai telespettatori praticamente che tipo sei? Un ragazzo serio. Mi piace a me fare divertimento, andare a ballare, discoteche, proprio tutto. Mi piace fare tutto qua. Non so. Quanto tempo è che tu sei single praticamente? Già da 3 anni che sono single, perché Da ero 3 fidanzato prima. Mi sono Sei stato lasciato fidanzato 3 anni fa. 3 anni fa, E sì. quanto tempo sei rimasto con questa ragazza? Assieme? Sì. Da 3 anni. Sono rimasto con lei. Cioè sei stato 3 anni tu fidanzato con questa ragazza? Sì, sì. E 3 anni fa ti sei lasciato? Sì, ci siamo lasciati, sì. Quindi la storia praticamente cominciava 6 anni fa. 3 anni fa, sì. E come mai ti sei lasciato, Salvatore? Perché lei, non lo so, non andava più poi rapporti, non gli piaceva più andare là, a discoteca non ci voleva andare più. E a me piaceva andare a ballare, a me non mi piace, perché non io ero sera, lei era sera, non mi piace, e ci siamo lasciati. E lei poi mi ha fatto di nuovo, scusami qua, e io ho chiuso, basta, perché bisogna essere seri, basta. Quindi tu praticamente ha 3 anni completamente che tu sei single. Singolo, sì. Hai frequentato qualche ragazza in questi 3 anni? Sì, qualche ragazza ora è un bel... A livello amichevole praticamente. amici, così, abbiamo uscito. Però non è nata niente. Non è niente ancora, siamo amici soltanto, è Esatto. questa la vita. E tu praticamente vedendo questa ragazza, Maria, che si è presentata da noi, che cos'è che hai visto in lei? Cioè che cos'è che ti ha attirato di Maria? Ma Maria è, insomma, è bella, bella così non è che... Ma possiamo far provare, ti presento, vediamo se lei è d'accordo con me. Se poi nasce qualcosa, vediamo di andare avanti. Che cos'è che a te ti conquista in una donna? Cioè che cos'è che vai guardando? Oltre all'aspetto fisico naturalmente, giusto? Vabbè, ma guardando il corpo, come parla, come cammina, tutte queste cose. Esatto. Eh, E riguardo a come parla, siccome Maria noi abbiamo avuto diverse occasioni di intervistarla e abbiamo notato praticamente che Maria non ha una buona dialettica per quanto riguarda l'italiano. certo. Per te è importante avere una buona dialettica oppure non ci fai caso? Cioè, per te la cosa Vabbè, importante è essere seria la ragazza, Vabbè, giusto? l'importante piano piano, l'importante è che la ragazza è pure sera e piano piano poi si va abituando a parlare, perché in tutto non è che parliamo in siciliano, italiano, giusto? Piano piano questo si va imparando. Non è questo Cioè la il cosa problema. che conta per te è la serietà. La di una serietà, ragazza. certo, la serietà, certo ragazzi, la serietà. Esatto. Non ha importanza se parla italiano o parla in dialetto. Vabbè, se parla italiano, piano piano si può aiutare, perché io certe volte pure siciliano parlo, poi ne parlo italiano, non è questo il problema. In questo caso l'aiuterai tu. Lo aiuterò, non è questo il problema. Va bene, Salvatore. Oltre a questo, che tipo sei? Descriviti, sei un tipo romantico, non so, amante della famiglia? Vai cercando la storia seria per crearti una famiglia, fare dei figli? Ma io praticamente, come si dice, mi volessi, come si dice, sistemare nella mia vita. Però, Già l'età c'è, giustamente 31 anni, per cui sì, automaticamente... però, vedete come la ragazza. in prospettiva... Se uno si sposa e poi mi domanda qualche problema, se devo essere questo non è. Devo essere sistemare giusto. Vedete? I problemi ci sono da tutte le parti, Tutte le per cui... parti, è questo. Va bene, Salvatore. E allora io, per essere sicuro che tu parli della persona che penso io e che noi abbiamo intervistato, io ti ho preparato un video. Un video. Ora io in questo video ti farò vedere Maria, che noi gliel'abbiamo fatto circa un annetto fa, dove lei praticamente si esibiva ballando. Certo, Io certo. ti faccio vedere questo video e tu mi dici se effettivamente sei ancora interessato, se è lei,
Va bene? E noi decidiamo il da farsi. Sì, ok? sono d'accordo, va bene. Qua, amici telespettatori, si apre naturalmente la rubrica dei cuori solitari, questa sera per presentarvi una ragazza che voi conoscete benissimo e che avete visto sicuramente nelle puntate passate dei cuori solitari. Si chiama Maria, ha 32 anni e viene esattamente da Trapani. Questa sera io sono qui appunto per ripetere l'intervista, soprattutto non facendo parlare Maria, presentandola io, ma soprattutto presentandovela in una maniera molto diversa. E adesso scoprirete il perché. Vai con il video.
Sì, è lei, Maria, sì. Quindi tu avevi visto lei? in Lei, TV. sulla TV, sì. E tu sei interessato praticamente a lei, A giusto? lei. Sì, e sì, vuoi sì. fare l'incontro. L'incontro, sì, per vedere come vanno le cose. Va bene, Salvatore. Allora ti spiego come va la cosa. Noi qua di solito per un incontro facciamo fare un videomessaggio. Un videomessaggio. In questo caso ora io ti farò fare un videomessaggio rivolto a Maria, Maria. dove tu le chiederai insomma a parole tue insomma di poterla frequentare. Sì, sì. Io dopodiché prenderò questo messaggio e lo andrò a consegnare e vedremo naturalmente l'effetto che farà e la risposta soprattutto di Maria. Sì. Tu sei d'accordo? Sono d'accordo, sì. Allora appena te lo dico io tu guarderai la telecamera e farai il tuo videomessaggio rivolto a Maria. A Maria. Ok? Ok. Allora ti cedo il microfono. Ciao Maria, sono Salvatore della provincia di Trapani di Paceco. Io ti vorrei conoscere, se tu sei d'accordo possiamo confrontare quando dici tu. A te ti piace andare a ballare in discoteca qui? A me piacciono tutte queste cose. Tu che ne pensi? Si va o non ti va? Se sì e se no no. Io sono un ragazzo serio, educato, mi piace andare in compagnia, tutte cose. Che può fare? Ero fidanzato e ora sono una cosa andata male e questo. Però io, indomani, volessi sistemare, volessi sposare, se tutto va bene. No, con te. Vediamo cosa come vanno, vediamo come viaggio. E questo. Se sono d'accordo, io lavoro, farò magazziniere e al supermercato di Paceco e questo è il mio lavoro. E per questo problemi non ce ne sono. Ho la macchina, possiamo andare dove vuoi tu, possiamo andare là, dove dice questo non è problema. Che ne pensi? Quello che dice. E questo. Ho aspettato la tua risposta, quello che puoi fare qua. Se sì o no. Ci incontriamo, se tutto va bene, se tutto va male. Non è questo. Ciao Maria, un bacione. Perfetto Salvatore, hai fatto un videomessaggio anche se cortino, però l'hai fatto coinciso, bello chiaro. Spero che Maria ti dica di sì, così naturalmente io vi faccio incontrare. Va bene? E ora che devo fare? Ora tu devi solamente aspettare la mia chiamata. Io naturalmente andrò da Maria a consegnare il videomessaggio, dopodiché ti chiamerò e ti farò sapere la risposta, se Maria ha intenzione di incontrarti oppure no. Ok? Ok. Per cui, amici telespettatori, ci vediamo. Eccoci qua, amici telespettatori, sono a Marsala e sto andando a Trapani per andare a consegnare il videomessaggio fatto da Salvatore per Maria. Per cui, amici telespettatori, avventuriamoci in questa impresa. Venite con me.
sono giunto nei pressi di casa di Maria e sto per andare a consegnare. Ciao Maria! Ciao. Mi aspettavi? Sì. Allora, a posto? A posto. Allora, io vine per consegnarti un videomessaggio. Sì. Dove ci possiamo mettere a fartelo vedere? Ma tu dici che? Ti devo fare vedere il videomessaggio. Chiudiamo i bottoni perché io mi canaggiata. Ma una sedia non ce l'hai? La sediata catena vai la porta. Come va? A posto. Bene, ti trovo. Siamo da semestici Maria che si rossa e si va. No, ma quello è rosso, non fai scherzo. Perché mi hanno pigliato Sì. per fissa, va, e sono scanaggiata assai, mi giochi metti qui in televisione, va. Meglio che tu rico. Ciao. Sono pure andando, è stato Sì. sfortunato. E ne mettiamo cabilo Caca. Prima di arrivare pure la storia, vediamo. Ma Sì. la stessa. Caca. La settiamo qua? Sei pure. Ok. Chiudi. Esatto. Tu dici che? Tu dici che? Qua. Perché io da Alessandro voglio travaglino. Sì. Perché io siamo a maritare e a soffrire. Intanto tu ti guardi il videomessaggio. Sì. Lo guardi, vediamo se ti piace. Ma tu Se- stai dicendo, è bello, ma bello. simpatico è. Ora tu lo guardi. Lui da Lo lì. saccio, capito. Lui nel videomessaggio ti dice qualcosa. Sì. È giusto? Tu vedi quello che ti dice. Ma tu mi mettono computer e giù mi Sì, mettono. sì. Ti ha visto in televisione. Ma no, fuori, mi pare nel 2007, mi pare. È stato l'anno scorso. Sì. Poi siete tu. Hai scritto. Piace. Ce la vai e basta. Giusto le dita. Io lo capivo. Sì, tu sei andato con delle sciabette e poi si va, insomma. Ah, si vanno a ballare troppo vastasse, va. Certo. Ma E che patta. sono detto che ti ha ragione. 31 anni. Ah, Sono- ma risale. Sono di passaggio. Minuti e mezza, chi? Ma tutti scemoniti mi Perché mette. sono chi ci nasciva? Silenzio perché c'è un videomessaggio. Ma che non c'è. Silenzio. Vieni, onestamente taglialo pure tu. Questo Vieni è. qua. Ah, si può tagliare la roba. Shit. Vedo che è lungo come. Sì, vedo più L'altezza massile. Padre Paceco, io ti voglio conoscere, se tu sei d'accordo possiamo confrontare quando dici tu. A te ti piace andare a ballare in discoteca qui? A me piacciono tutte queste cose, tu che ne pensi? Si va o non ti va? Se sì e se no no, io sono un ragazzo serio, educato, mi piace andare in compagnia, tutte cose. Che può fare? Ero fidanzato e ora sono andato male e questo. Però io, indomani, volessi sistemare, volessi sposare, se tutto va bene. No, con te. Vediamo cosa come davanti, vediamo come viaggio. E questo. Se sono d'accordo, io lavoro, farò un magazziniere e al supermercato, dei Paceco e questo è il mio lavoro. E per questo il problema non ce ne sono. Ho la macchina, possiamo andare dove vuoi tu, possiamo andare là, dove dici tu. Questo non è un problema. Che ne pensi? Quello che dici tu. E questo. Aspetta la tua risposta, quello che puoi fare. Se sì o no. Ci incontriamo, se tutto va bene, se tutto va male. Non è questo. Ciao Maria. Mi viene di ridere dopo emozione. Ballare mi piace, per discoteca niente. Ah no, ma non ti voglio a bar. Figlio unico. No, dico ma che è figlio unico, dico. Ma tu ti chiamati a telefono con la mente vitamina computer. Buono supermercato, io vorrei Ti piace? un magazziniere. A me mi piace. Mi piace ballare, ma a discoteca niente da fare. Questi magazzinieri non sono un mercato. Magazzinieri non buono, sono. buono. Ora non siamo a carnevale. Te la buttare a ballare. Certo, non ci manca se Come altro. parlare, non mi messaggio per dire che mesoro ci tiene, giusto? Per cui Parlare. ora è tutto da scoprire. Ora Certo. aspetta a te. Sì, tu dici, Maria, mi piace, sì, no, io c'ho così, no. Ora noi andiamo Ragazzo all'appuntamento. serio. L'appuntamento ce l'abbiamo al Bartucano. Sì. Tu va bene? Ti piace, giusto? Io l'ho visto, a me non ci fa così serio. Ora, tu. il videomessaggio l'hai visto. E poi ognuno che si maritiamo. Perché non si ci solo maritare? Ah, così si sta. Sì. Vi conoscete, bene, io te lo Certo, presento. carattere, io te c'ho lo invece di presento. Maria. Esatto.
voi vi sedete, vi prendete qualcosa al bar Certo. e parlate un pochino. Sì, sì. E vediamo se può spuntare qualcosa, non lo so, vi Certo. scambiate i numeri telefonici. Cioè, io vi chiedo ma vado un numero, ce l'ho là. Ce l'ha a dire. Fa la tua presenza, e poi tu deve da birra, giusto? Ma da chiarino che ha un biccerino? Ma chi? Da chiarino. Francesco, no. un picciritto Da che Campobello di Mazzara. Sì, Sì, appena vicino. bello, Esatto. che bel bambino. Ti sei tagliato i capelli tu? Io invece, ma tu Io ci te piace l'avevi conosciuto. Ma tu la vedi? vediamo. No, vabbè. Ma tu ci piacciono lunghi, perché io ho lunghi, capite? Va, io ne so Sì, a lui ci piacciono belli lunghi. E poi ci piace la ragazza formosa, bella. Sì, sì. Per cui tu ti ha visto ballare. Ti ricordi quel video che ho fatto Da non mi lesse da a Costa No, Azzurra. caravella. alla Caravella? A Costa Azzurra. Sì, sì. È rimasto affascinato da quel video. Sì. Ci piaceva. Mica viste? Sì. Ce la voglio conoscere di presenza. Sì. Perché mia madre mi sta dicendo, tu non ti pigliare, c'è uno a Zunozzi, uno poi che sono scannaleata. 31 anni c'ha. Che sono scannaleata? No, buono. poi sul mercato magazziniero oggi come ho un posto detto. Perché come oggi ti fili c'è un bicciotto. Questa una fame femmina. che Davvero? Questa fame. Questi film. Vabbè, Vabbè, allora- alla Muni. Sì, andiamo all'appuntamento? Sì. Andiamo. Ah, bene. Dunque io la macchina ce l'ho lì, vieni con me. Ciao. Andiamo a fare un video. Sei contenta? Scetto, sono contenta. A meno. Sono contenta. Ah, mi pare che venivi con chi già. Ok. Accomodati. Vieni dietro di me. Ah, io ce l'ho, ma che mi do. Ah, magari venivi con chi sta sola. No, con chi sta solo, ma se no vi giù girate. Perciò, che ne pensi? Mi pesci, mi viene dire che no, un pesci io non è. Ma un vedo un ragazzo, va, Sì, chi sono? Simpatico è. sì. E tu che hai fatto in questi tempi che hai fatto? Io in casa. Una gira per sola. Sì. Questa biga che c'è, betto. Sì. No, Sei uscita con tua sorella, no? no, no, no. Ma non esci mai tu da casa? No, 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 perché io voglio nascere, ma voglio nascere. Però io mi scando a per sola. Certo, Meglio una si fa zitta, una cosa è nata, capisci? certo. Puzzi tu con la macchina. Mi scando perché questa delinquente che c'è per ora, sta su questa televisione, figlio mio, Violenza. che hanno una banca, si hanno pigliato chissà. Certo. Mi scando a pelle. Ah no, stiamo con un fondato, c'è una cosa per me solo, le panine, ma mi comanda mia madre. In casa. Comunque la cosa importante è che A me mi piace nascere da l'estate, nemmeno che c'è, non c'è. non c'è niente. Sai che è bello luglio, agosto, settembre, ma nemmeno lo sapete in casa. La televisione per il servizio. Quando le fai i fascisti già? Ce la fatela, a settembre li finisce. Tanto passa. No, perché voglio fare zita come oggi, so cucciere delinquente. Scetti.
E poi con me perché sa di vette non mi lasciano. Certo. Io voglio uno che fa cose serie e poi mi interessano i caratteri a me, chi so, tutto sta. Certo. E perché che c'è raccolto, chi so, mi interessa. E poi ognuno, no, si può maritare, ognuno voglio maritare, mi va. Ognuno. Esatto. E chi so. Perché come oggi quando ce n'è che si lasciano sposate, figlio mio, sono potuto divorzio e poi sono picceriti, chi so, Certo. la sa scandare. Mia madre mi dice tu sei vecchia. Vecchia. Mia madre mi sta sera sei vecchia, ti piace a 1,40, uno voglio vecchia, uno voglio. Mia madre mi Guarda, dice, vecchia, no. io c'è tu, mi sento vecchia, 18 No. mi sento. 103 anni vecchia completamente. Anzi, ti posso dire che la vita comincia a 40 anni, va? La vita comincia a 40 anni, non te lo dimenticare. Anzi che sei morisce la mia, anzi sei una bella picciotta, fai che sei a casa, sei onesta, signorina. No, vero, ma non ho detto, sei onesta, faccio che perché un sogno non è che vai come oggi un'amica è difficile. Certo. Io che saccio che te stavi chissà. Io saccio te sai che da mia. L'amica è difficile. Ma che da? A Bartucano la prima volta. Ah, Tu ti ricordi? sì. E tu così, libero? Sì. No, ma io mi conviene rimanere libero. Libero per scelta La praticamente. vecchia mi pare, come si chiama? Da picciotta, che da. Mi piacciono pa lunghe. I capelli lunghi ti stanno meglio. Se tutti mi dicono che stiano cutti non devo tagliare perché pare c'è una maritata. No, vero? Perché io non è che la faccio così. Io la così viso. Rotonda. Me mi Esatto. stanno lunghe. Certo. Mi stanno cutti. Sì. E tesoro niente, tua sorella praticamente ancora. Sì, da. Sì, da niente. Sì. Io da turista in casa a cercare un picciotto. Ma Lei c'ha 23 anni tua sorella. se giusto? tu dici da danno. Sì, sì. L'età passa pure per lei. Ma cercando un picciotto pure un travaglino. E vuole che patente pure la macchina. Certo. Da sono sistemato, sto cercando un picciotto, ma. Siete difficili. Se. Ma può essere ora magari che questo incontro nasce qualcosa. Io penso per mia. E la mano per mia, e poi si per mezz'ora. Sì. Pide c'è uno di Trapani, Sì. se no come a Paceca. Esatto. Motorizzato naturalmente, davanti Sì. alla macchina. Ah, tu stesso, dici zitto stessi, giù mi disse. Mi sembra di sì. Sì, quando tu mi sulle cose, tu dici stessi zitto, ci mi pare ci un d'accordo. Mi pare. Se zitto, Sì, così mi disse è andata a casa mia. Se mi pare stai zitto. C'ha 31 anni, Se mi dici stasera, un bel lavoro. La cosa importante è questa. ma che figli unico, non sai dice tu. Non lo conosco bene, però sembra un bravo ragazzo. Per cui, Ma io giusto se rico sto picciotto mi mettono computer. sì. Ti T'ho visto in televisione, in televisione. Poi io gli ho fatto vedere il video tuo, e lui è rimasto affascinato. Dici ci piacevo, ci di mia, Sì, sì. computer. No, ancora mio frate, tu sai, siamo tutti schiette, va. Sì. È un Ma non c'è. problema. Poi una volta di Trapani, come sono a Paceca. Mio frate che sono bari travaglia, tu sai. Mhm. Non ci aiuto tu, No. non cantavano. Io a Trapani ci vengo solamente di passaggio quando devo registrare. Capito? Sì, mi pare che tu mi pare scinnista settimana passata, Meccole. Sì. O stiamo o no? Sì, sì. E mettendo in vista, mettendo in vista le ragazze, le sessioni, va. Sì, sì. Ti dico. Ah, non è sempre che scendi. Ah, mi pare che tu scendi ogni sabato, mi pare. Non è sempre, non sono tutti sabati. E c'è un 6:30. Questo non si pensa. Che tu davanti a casa? Che tu sei stato adesso, ci andiamo celando, non sei vicino. E non 6:30. Ah, sì. Ma all'ultimo. Quello con i baffi. Sì, capiscichetta, ma dice ci piaceva. Sì. Poi all'indomani ci fu al re. Certo. E si fece i giorni, non si mezza questa picciotta. Sì, però c'è stato un problema. E adesso si sta a levare e si baffe. Sì. Però non si vetta facilità. No, Se tu sono i capelli. sì. Ci fu un problema.
Beatrice sta solo. Lui praticamente ha il problema con... Buonasera, Don Vito. Buonasera, rivederla, scomodate. Ciao Vito. Ciao Alberto, come va? A posto. Allora, Scomodate. sì, per quanto riguarda l'appuntamento con un ragazzo, Sì, abbiamo già il tavolo d'onore pronto, sto aspettando la sua. ma io direi, tu che dici? Aspettiamo a lui? Sì, ci sta. Aspettiamo a lui allora. Mi lascio nel frattempo. Va bene. Allora Maria, sei emozionata? Sì, ma sì. Sì. Un vabbè, po'. dai, è normale. Ah, sai, no, è la prima volta. Certo, la prima volta giustamente uno Sì. è emozionato. Comunque non ti preoccupare. Vabbè, momenti- un poco emozionata, sai, no? Va bene. L'appuntamento è siamo noi in perfetta. Abbiamo un appuntamento con la nostra Maria, per la prima volta ci sarà un incontro. Adesso incontro Salvatore in quanto sono stato contattato da Alberto, io sono sempre Vito Tucano. Un attimo di pazienza, ecco, ciao Salvatore, sono Vito. Alberto mi ha contattato in quanto avete un appuntamento, so che è un appuntamento con Maria, questa ragazza. Adesso io ti porterò al mio bar, ma parlami un po' di te. Ho parlato con Alberto, io mi fare questa cosa con Maria, vedete cosa vuole fare, se vediamo come sta la casa, mi piace. E Tu l'hai mai incontrata Maria? no, non è la prima volta che la vedo. E come hai saputo di Maria? Ho visto il televisore e quindi mi ha messo l'Alberto, ci vediamo se. Quindi nella nostra trasmissione di Cuori Solitari. Perfetto, allora ci abbiamo che già ti aspettano. Attenzione, signori spettatori, seguiteci. Fortunatamente non siamo lontanissimi dal luogo dell'appuntamento. Fortunatamente, eccoci qua.
Salvatore, un attimo te lo porto subito, vieni incontro a noi. Te lo porto subito. Vieni Salvatore. Comodati. Salvatore. Ti presento Maria. Maria, ti presento Salvatore. Che comodo. Tu l'hai vista in video, giusto? Sì. Parla tu. No, stai parlando, non è che... Guarda tranquillo, Alberto. Tranquillo. Parlo io. Mi chiamo Maria, ho 31 anni. E sono una ragazza, faccio chiesa e casa e poi cercando un ragazzo sistemato, va. Se attenzione cose serie sono nave, va. Non è, se mi fare cose babbiamo, se no facciamo cose serie, va. Se tu hai attenzione, o mi dici sì, ti piace di me? O mi dici sì, mi dici di no, non va. Me la dire se ti piace. Ah, non è questo il problema. Ora guardo Alberto e vediamo cosa muove vanno. Però, ma te la No, la faccia. sì, non è che... Vediamo cosa muove vanno, non è che questo è il problema. Lo saccio, non è, ma se tu ti piace, dici sì, no, ma non c'è niente di male perché io non perché ma affenno, no, ma Per affenno. carità, non è la mia volta, perché io... Tu stai tu dici sì, io dico sì. Io tutto... Cioè, la ragazza l'ho conosciuta tanto, non è questo il problema. E sei scannalato. No, perché purtroppo avere una ragazza oggi come oggi, perché È difficile. come ripeto io ho fidanzato 3 anni, quindi Sì. ho 3 anni che sono lasciato. Ora No, fa- io faccio che se casa sono una ragazza a posto, va. Non esco mai, Vabbè, stai non è sempre a questo- casa. Vabbè, questo non è un problema. Io purtroppo avevo conosciuto una ragazza ai fatti miei, quindi ho 3 Ah, anni certo, di su cose discussione. delicate. Ne abbiamo parlato per fare matrimonio, cose, Certo. ma poi è fatta male. E allora, vedi, non è che sì, la ragazza, però io onestamente ti posso dire una cosa. Allora c'ho una mia amica mia che ha perso con me. per questo non è Certo, e sei scannalato, ha avuto storia. che- Vedi, Sì. vediamo cosa muovono, vedi, e poi Si vede. sì, solo questo posso dire. Posso Prima dire. stiamo fuori e poi perché mi interessano i caratteri, va, perché raccontano per me. Ascoltami, tu l'hai vista lei, giusto? Sì. In video. Dal video in presenza cambia qualcosa oppure... Ma No, e c'è, dai, Ah, i capelli ce l'ha più lunghi, per come ti ho detto io. Sì, ma io non sto dicendo che... Non sto dicendo che... Avvicinati un pochino. No, non ti preoccupare, io tranquillo sono. che sei timido? No. È la prima Così ti volta. No, siccome sono stanco del lavoro, oggi sono andato a Palermo, poi capito? Quando telefono al petto, io ci disse, infatti l'avevo detto. Scusate un attimo, stiamo preparando il cocktail, un attimo solo che vengo. Quindi non Grazie, Matino. non ti prendo in giro neanche, non ti dice una cosa che è. Però, Se sei stanco, si capisce il lavoro. Grazie Matino. beh, va, mi piace essere, cioè, una ragazza seria e questa, non è che... No, ma sono una ragazza va seria, sono sincera, va. Tua sorella si chiama pure Caterina, guarda, pure. No, io Maria. E tua sorella Caterina? Sì. E Caterina, io avevo il numero di Caterina pure, tempo fa, che era pure sul video, pure... Sì. Ci avevo No, parlato ma per questo lei. non lo so proprio. Sì, ma tu ce lo vuoi dire, tua sorella? Sì. Salvatore Trapani, ti piaceva, ti telefonavo tempo fa, lei non mi ha preso in giro, perché non conosce la cazzo, non ha fiducia. Non Ma vede- stato mai fidanzata, sta sempre a casa, è come a questo, me. È questo, capisci? Non è che... Sì, Che aveva il sì. numero io te lei, tanto non avevo visto il numero e ti ho fatto e lei mi fa no io non posso venire, poi non so come... Guarda, le cose serie, guarda, capito? Sì, si è capito. Non è questo il problema. Siccome io, a Betty è un grandissimo amico mio, capito? Sì, ma io pure quello che conosce. Siamo amici. Per questo non è che... E chissà. Grazie Matino. C'ho Fare un po'- sei sacrifici. Io non stavo andando dopo 2 anni e poi classe, niente. Certo. Ma lei pure sola pure, lei, finché non si fa più fidanzata pure lei, ormai pure sola. Sei Perché- figlio unico? Com'è? Sei figlio unico? No, una sorella sposata. Ah, sei tu, libero. Sì. Ah, ho capito.
C'è la mamma e papà. Vabbè, io sono sì, io c'ho pure anche un padre morto, pure, altri 11 anni che è morto, mio padre. C'è la mamma. Così. E la vita continua. Qua siamo. Meglio per la salute. Non c'è niente da fare. Io purtroppo, come si dice, non sto dicendo che sei una bella ragazza, non voglio dire altro, non è che perché da vita ora si è cambiato, non è che Certo. non è che un anno fa, ora. Il computer mi vede sta a me. Sì, non sto dicendo, Esatto. io sto dicendo questo, però ora, perché si vuole uscire, come dicevo, C'è poco a poco. poi se tu devi uscire con me uscire, questo non è un problema. No, io non ho problema. Per uscire. Io le stai dicendo va, se tu va, mi piace Maria. Sì, no, non c'è niente di malo. Ragazzi, scusatemi, il drink dell'amicizia. Grazie. Il nostro Vito è sempre alla grande. Ragazzi, Si scioglie un po' il ghiaccio. Va bene, io sto venendo, va bene? Sì, vado a sì, fare- vai. mentre- No, vai. Vabbè, fate come se non ci fosse. sì, ora, Sì, vai. E che so. Io faccio cercare un ragazzo. Ma come oggi va è difficile non va un ragazzo. Ma cercare un ragazzo giusto, fa cose serie e lo voglio va. Già va chi non va. Che mi deve essere di carattere, perché raccolgo e poi ognuno va, ognuno, no subito, ognuno sposare un giorno. Perché come oggi è difficile, un ragazzo è una picciotta, è difficile, perché come oggi ne è poco. oggi, E perché nei ragazzi come oggi, femmine, non ce n'è più, giusto? poi E il mica... mondo è tutto sballato, non è che c'è chi si sposa, c'è chi si divorzia, E poi ci sono le figlie, appunto. Per e questo io- appunto, se... Infatti io per questo non è che io pure, in casa si lavora sicuro, però se Una storia, una cosa. sì, però il discorso è come ripeto. Il carattere, come lo carattere racconta. pure, se io commenti se mi prende in giro e poi domani una Se Anna gliela vi fissa. Come ripeto, io ho conosciuto la mia ragazza, l'ho conosciuta pure così, eravamo non un bar, ma con gli amici miei, che tutti Certo. amici miei sono tutti sposati, sono due siamo, non andiamo in realtà. Sì. E ho conosciuto questa ragazza. L'ho conosciuto, settimana, uscito con me, andavo al bar, cose. Praticamente lei, poi dopo un mese, poi dice allora che devi prendere, tu dici, vai, poi dice, per me non c'è problema, si possiamo anche mettere, non c'è problema. E mi sono fatto fidanzato, fuori, a casa non si No, subito no. a casa, perché questo è sbagliato, andare a casa poi succede quello che succede. No, è meglio E io stare praticamente, fuori. però lei se la passava cosa, e passava un anno e mezzo, dove va? Sì. Io ho a posto, e lavoro. Dopo 2 anni e mezzo, dopo un 3 anni, mia figlia mi viene e mi dice, senti qua, io ho un problema, non me la passo più. Chissà, ma qual è il problema che non me la passo più? Lo devi dire a me, perché... Certo, perché cose dicono faccia e faccia. Perché noi siamo pigliati per fissa, perché io... Se tu mi pigliavi, tu devi fare la strada tua e faccio la strada mia. Io a San Valentino non ci facevo regalo, ma regalo non regalo di 50, regalo toccato 100.000 chiamate. Certo, un piccolo fiore, un benzino. Facevo che praticamente che lei poi non lo so, capito, ci passa la testa, dice no, dice io ti dico la verità, c'ho un accio che mi piace, ma diventavo bestia, appena mi sa così diventavo bestia, essa là non è che sei, alla sai pure appena me. Ti può pigliare a naso. Sì, no, non la sa neanche io, infatti, io voglio mi telefonare, sì, scusa, mi sai chiangere, insomma, ti dico niente. O chiangere tutta la più fissa. Lo prende in giro, e poi io, come se mi sai chiangere, la faccio stasera, una cosa che Presi che avevi andato ragazzo, va. Giocano tu mazzicati come oggi. io stavo a fare una cosa, portiamo tutte le cale 2 e tu ne cale 3 e appartiamo molte cose. Stai in casa tua. Io tutte le cale, Ti fa la statua e per la strada e noi. siamo in casa 3 e in casa mia. Ancora, siamo un bacio con tutte. E siamo a posto. Sì. Come oggi difficile una ragazza. Per questo io, Certo. comunque, siamo bene qua. Carlos. E che so. No, per questo quando avevo capito, infatti io non sono uno che con la vacchia, l'appuntamento va detto, devo venire. Certo, se la cosa è sicura. No, Sì, se no non no. venivo, facevo... Certo. Perché ci tengo, guarda, perché... Certo, perché sei preciso come me, perché io sono precisa. Sto a pigliare più fissa. Perché siccome ho lavorato, ho poi... Certo, devi a casa a lavare. C'è fare a dire... Certo, il tempo ci vuole il tempo. E così è. Sei dai, per la pace cos'è? Sì, devo facere. No, sono al mercato magazziniere. Certo.
Ma 15 anni ho fatto questo mestiere, 15 anni, da quando ero piccolo. E questo. Purtroppo così è nella vita. E chissà. Ti piace a te a discoteca, Cosa mi ballare? piace? Non è un po' di discoteca tutte. A me mi piace discoteca Come ballare, i la ragazzi. discoteca andare non mi piace, va, meglio tu Rico. Allora parliamo di una cosa, di una passione. Ti piace ballare a te, giusto? A me ballare sì, attenzione, però discoteca, Niente. va, no, non mi piace, va. Cioè frequentare le discoteche non ti piace? No, no, perché Vabbè, ma neanche lui penso, perché quando l'ho intervistato tu mi hai detto che praticamente in discoteca Discoteca ci vuole, però aiuto. una volta ogni tanto, però Ogni più che tanto. altro sei non amante piace mai, dei perché nella pub. I vita pub non ti mi piacciono? piace. Allora, quando poi va in discoteca, uno va in discoteca, c'è tutti vanno in discoteca, giusto? Sì. Nelle compagnie, con amici, oppure fidanzati, poi si spessano molte cose. pure. E poi Non nascono, per te stesso. e poi nascono tante cose. Faccio un'auto e magari dici dove per te facendo un esempio, giusto? Un ballare invece per Però esempio. in discoteca ogni tanto, dove vado io, Sì, ogni tanto sì, ma se tu ci vai gnogno, non mi piace. Latinoamericano, che fa? Latinoamericano ti piace? Sì, ballare sì, attenzione, sì, mi Te piace ti a piace me. ballare, però? Io parlare io. E allora, dato che a te piace ballare e Sì. a te piace pure ballare, lo vogliamo festeggiare questo incontro magari in una maniera diversa dal normale? Lei è disposta perché già gliel'ho detto prima. Sì, sì. Cioè praticamente ora io vi metto una musichetta e voi praticamente fate un balletto. Un balletto. Per noi. O balletto, ballare lo stesso. Va bene? sì. Tu sei disposto? Sì. Va bene anche per te? Ok? Posso fare io? Io e Vito? Sì. Va bene? Sì. Così almeno ci resta Balletto. questo ricordo di voi. È giusto perché Sì. è una bella cosa, un ricordo insomma di un incontro così romantico. Certo, giusto? sì, no, Va bene, no, allora ci così. penso io, Sì, sì, Va bene? vai. Sto venendo, voi continuate, fate conto che io non ci fossi, va bene? Che io faccio mettere la musica così lo registriamo. E chissà. E che macchina c'hai? Chissà? Io, grande Nuova? punto. Ah, questa nuova? Sì. Che ha da poco? La macchina? No, non devo fare.